Terzo giorno di sciopero della fame ieri, attuato dai lavoratori della struttura sociosanitaria Borgo dei Mastri di Paterno Calabro. La manifestazione di protesta è messa in atto di fronte agli uffici del Dipartimento Politiche Sociali della Regione Calabria a Catanzaro per il mancato pagamento del 60% della retta da parte dell'assessorato retto da Francesco Antonio Stillitani, che si protrae da 16 mesi. I lavoratori hanno deciso di prorogare lo sciopero della fame ad oltranza, soprattutto dopo l'invito a chiudere da parte dell'assessore. La Notte dei ricercatori è un progetto della Commissione europea che coinvolge ogni anno centinaia di studiosi e prestigiose istituzioni di ricerca in tutti i paesi d'Europa. Le iniziative si svolgono contemporaneamente in 300 città di 30 diversi paesi europei o che affacciano sul Mediterraneo. Anche l'Unical ha aderito alla Notte Bianca dei ricercatori, ma ecco come si presentava all'Ateneo Calabrese ieri sera, uno sparuto gruppo di ricercatori che si è ritrovato all'interno di un'aula quasi vuota. Una mobilitazione via Facebook è stata promossa a Crotone contro l'arrivo di una nuova piattaforma dell'ENI nello specchio di mare antistante la città e i paventati nuovi pozzi di estrazione metanifera. A promuovere l'iniziativa il segretario provinciale dei Repubblicani Pietro Infusino, che ha illustrato i dettagli in conferenza stampa. L'appuntamento è fissato per domani dalle 10 alle 12 per un'occupazione simbolica della colonna superstite del tempio di Era Lacinia. Si chiama Giugiola, pesa 21 kg e oggi è tornata a vivere nel suo habitat naturale, il mare. Ha ripreso infatti a nuotare tranquillamente nelle acque del Mar Ionio, al largo di Caporizzuto, questa mattina il meraviglioso esemplare di tartaruga caretta caretta, recuperato dagli uomini della Capitaneria di Porto a Ciro Marina lo scorso 22 agosto. La tartaruga è stata liberata in acqua dagli operatori dell'ANP dopo un mese di cure perché colpita da una forte forma di stress.